Finalmente il Green Pass diventa quello strumento che ci aspettavamo dovesse essere fin d'agosto, ovvero un mezzo attraverso il quale possiamo continuare a rimanere operativi. Uno strumento per evitare nuove chiusure. Visto da questo punto di vista, il Super Green Pass diventa una scelta ineccepibile che ha trovato all'indomani dell'annunciato decreto il pieno favore da parte del mondo del commercio e della ristorazione. La linea che tutela quell'87% di popolazione per il quale, lo ha detto Draghi, non cambierà nulla e va a blindare i luoghi di frequentazione come bar, ristoranti, discoteche ad alta frequentazione e in cui è previsto per consumare o ballare di togliere la mascherina. Così per Veneto Imprese Unite. Anche perché chiudere per aspettare ulteriori indennizi, visto quello che ci ha insegnato gli ultimi 2 anni, sarebbe effettivamente un danno quasi certo. Come anche per Ascom Confcommercio, per il presidente Federico Capraro non esiste altra strada. È una strada unica ed obbligata, nella quale tutti noi siamo chiamati a dare un contributo, tutti noi, ripeto, a livello di comunità, e quindi anche noi operatori. Restrizioni accettabili per Capraro che garantiscono, spiega, maggiore sicurezza a chi entra nel locale ma anche a chi ci lavora. Dobbiamo entrare nell'ottica, dice, che dobbiamo controllarci a vicenda. In questo modo siamo sicuri di poter continuare ciò che stiamo cercando di fare, quindi di uscire da questo lungo tunnel. Paolo Lai, storico ristoratore, titolare tra gli altri di locali quali Beccherie e Soffioni, ammette che la nuova misura potrebbe alzare il livello di tensione che già oggi è presente in taluni casi con clienti Novax, ma conferma la necessità della misura. Comprendo la difficoltà per quanto riguarda logicamente la gestione di questo, noi saremo pronti a fare il nostro dovere, che sarebbe il ristoratore, ma facciamo anche controllori, in questo caso, volentieri, per dare, speriamo, una parte finale a quello che è stato un periodo storico per noi veramente molto difficile.